Beh, innanzitutto è uno spettacolo vedere questo pomeriggio. Sapevo che era una cosa bella, ma l'entusiasmo che si è visto stasera è una marcia in più. Siamo arrivati in ritardo, lo so, è colpa nostra. Avevamo un ministro qui a Genova importante per delle cose importanti per la nostra città, per cui chiedo scusa a tutti voi, ma è successo così. Pazienza, la prossima volta faremo tutto il possibile. Io molto brevemente volevo darvi un paio di messaggi. Il primo riguarda il CIF, Centro Italiano Femminile, guardate lì, dal 1945, per la presenza delle donne nella città e nell'amministrazione, nella politica, nel civismo, e lì c'è scritto anche lo studio, due cose fondamentali. Io col CIF ho una passione, diciamola così. Mia madre è stata iscritta al CIF probabilmente 30 anni, quanto è? Tantissimo tempo. A Nervi e nel Levante di Genova era anche lei e si tirava sulle maniche e lavorava come tutte le donne che sono iscritte al CIF, non ce n'è una di meno né una di più, sono tutte quante, fanno un lavoro eccezionale e dobbiamo veramente rendere grazie a loro per quello che hanno fatto, per quello che fanno oggi, ma soprattutto per quello che faranno domani. E dobbiamo fare in modo che ci siano sempre più donne qui nella nostra città che si iscrivono al CIF, perché è una cosa importante che lascia il segno nella società civile, e queste cose, guardate, lasciano veramente il segno nelle persone che poi se lo portano per tutta la vita. È una cosa importante, vorrei fare un grande applauso al CIF perché sta veramente facendo una cosa importante per la nostra città. L'altra cosa che voglio dirvi è che ovviamente oggi è sabato 9, ma abbiamo fatto questa cosa sabato anche perché ieri era la festa della donna che abbiamo celebrato a Genova, e io la considero una celebrazione, assolutamente, penso che tanti di voi la pensino come me, con una differenza, che non deve essere solo l'8 marzo. Noi vogliamo farlo per tutti i giorni. E non lo dico perché fa moda dirlo, è simpatico, tutti lo dicono, poi tanto non lo fanno. No, invece mettiamoci di impegno tutti, cerchiamo di farlo sempre, perché è una cosa importante, perché oggi le donne soffrono ancora di alcune discriminazioni che non sono corrette, che non vanno bene per la nostra società civile, e che invece persone che hanno fondato il CIF e che hanno lavorato nel CIF cercano di superare giorno dopo giorno. Per cui diamoci veramente una mano tutti e cerchiamo di fare questo lavoro ogni singolo giorno. Grazie a tutti. Un grande pomeriggio, tanta bella musica, ma poi lei ha sottolineato proprio dal palco che è stato proprio un appello accorato in favore del CIF e del suo lavoro. Sì, il Centro Italiano Femminile, nato nel 1945, subito dopo la guerra, per la presenza femminile nella società e nella cultura, con la scuola e con l'educazione civica. Sono cose molto importanti. Io so che ci sono tante persone a Genova che hanno partecipato al CIF, mia madre è stata iscritta per più di 30 anni, ed è una presenza importante, una presenza che dà forza e vigore alla presenza femminile nella nostra città. E poi farlo questo il 9 di marzo, cioè il giorno dopo l'8 marzo, è un grande significato, perché non è solo il fatto di fare la festa della donna, a cui noi crediamo ovviamente e ne siamo stati partecipi, ma anche perché bisogna ricordare la festa della donna tutti i giorni, per quello che fanno le donne tutti i giorni nell'arco dell'anno e quello che purtroppo devono subire perché non siamo ancora nella situazione di parità come dovremmo essere. Quindi dobbiamo tirarci sulle maniche e lavorare tutti assieme affinché si possa ogni giorno migliorare la situazione e arrivare veramente alla consapevolezza e alla qualità di vita e ai risultati che tutti noi ci aspettiamo dalla società civile. Cos'è, un invito qualche volta al fare, magari sotto traccia, senza urlare, ma a fare, lavorare? Sì, assolutamente, non abbiamo bisogno di urla, e lo dice il sindaco che urla, quindi lo dico ancora 2 volte. Abbiamo bisogno invece di gente che giorno dopo giorno si dia da fare per rispettare le donne, far sì che le donne possano avere il loro ruolo nella società e anche ringraziarle per tutto quello che fanno. Io ringrazio mia moglie tutti i giorni. Lei non ci crede, ma è vero. Vabbè, glielo dica. Marco... glielo diciamo assieme. Ci creda, signora. Marco Bucci, sindaco di Genova per Truman TV Monte Carlo. Grazie. Battesimi, comunioni, matrimoni, non farti prendere dall'ansia.
A vestirti ci pensa Adriana con il suo vasto assortimento. Le linee più di tendenza e quelle più classiche. I colori più attuali, per lei, per lui, anche per le taglie comfort. Adriana, lo storico negozio di Bolzaneto, rende unici i tuoi momenti più importanti. Dal 1960, specialisti delle cerimonie. Adriana, un nome ligure, una storia italiana.